scorso, quindi posso per esempio fare un paragone fra i film dell'anno scorso e i film invece che sono in concorso quest'anno. Devo dire che ne ho parlato anche con Elisa, quindi con gli organizzatori, e secondo me i film di quest'anno sono veramente splendidi. Quindi secondo me c'è un miglioramento della qualità rispetto all'anno precedente, quindi immagino che ci sia stata una ricerca così più attenta, più accurata. E poi voglio dire, fare la giurata di un festival di cinema è un lavoro complesso, nel senso che i film sono tutti sottotitolati in inglese e sono in lingua originale, quindi dal tedesco al russo al francese allo spagnolo e così via, e li ho guardati con grande attenzione e con grande piacere. Ovviamente ho i miei preferiti, però non posso svelare, visto che insomma il risultato lo daremo domani dopo una riunione che si terrà nel pomeriggio. I film sono molto belli, sono veramente molto belli, molto interessanti, molto diversi l'uno dall'altro. Ecco, gli organizzatori hanno proprio scelto questo, mettere i sottotitoli per lasciare, cercare di far percepire un po' anche quello che è il linguaggio originale, almeno così era nelle intenzioni. Questo messaggio, secondo te è passato ai ragazzi? Secondo me sì, perché c'è un film in particolare che ho visto con i miei figli, anche perché sono due ragazzi, due gemellini di 13 anni, quindi è importante anche vedere come reagiscono dei film per ragazzi, dei ragazzi. E in questo film in particolare loro l'hanno adorato, si sono divertiti tantissimo, e mi hanno detto gli organizzatori che è stata fatta una traduzione in italiano. Questo invece era un film insomma non tradotto, e mi hanno detto che nella traduzione in italiano si perde tantissimo del senso del film, e quindi sono sicura che i ragazzi hanno apprezzato il fatto di vederli sottotitolati in lingua originale, perché il film mantiene maggiormente la sua identità. Il festival ha una dedica speciale a Massimo Troisi, te che ti occupi di comici. Allora, innanzitutto io ho conosciuto quando ero una bambina Massimo, perché ero amica di Natalie Caglionazzo, che è stata la sua ultima fidanzata, e vabbè, era una persona proprio da levare il fiato, cioè proprio che ti passava un'energia positiva incredibile. Era veramente un bellissimo ragazzo e voglio dire è uno di quegli artisti indimenticabili, con un talento veramente come ce ne sono pochi. Io sono tra l'altro un'appassionata diciamo, di quella zona d'Italia, e penso che i napoletani, lui era di San Giorgio a Cremano, quindi sa la provincia di Pedamone di Napoli, hanno veramente un qualcosa in più, un'ironia in più che poi viene riconosciuta da tutti. È stato un grande personaggio, penso che sia giusto questo gemellaggio e anche ricordare sempre quello che lui ha fatto come regista, come uomo, come artista.